Quarto giorno. Santa Maria ascolta la disperazione dei migranti. In uscita verso una vita migliore, senza violenza e povertà. Ecco il migrante. Lo sa bene Maria, straniera in Egitto. Teniamo stretta a noi la fede semplice e l'esempio della Santa Madre di Dio che ha saputo accogliere e per questo vincere ogni difficoltà. Attualizzazione. In un piccolo villaggio del centro Europa, gli stranieri non erano benvoluti. Le forze politiche del paese avevano impedito l'arrivo di cittadini provenienti da altri paesi. Durante l'intervento di guerra della NATO contro la Jugoslavia, alcuni albanesi che erano sfuggiti ai soldati chiesero di essere ospitati nella scuola elementare di una cittadina bavarese. L'edificio in buono stato era inutilizzato da anni. Qualche aula, per un breve periodo, poteva essere adattata in dormitorio. I servizi igienici e la cucina erano ancora funzionanti. L'idea suscitò tra i cittadini una tempesta di indignazione. Con tutti i mezzi, gli abitanti tentarono di impedire il progetto. Il pullman dei profughi fu respinto a colpi di bastone e lanci di pietre. La domenica, sotto la grande croce che dominava la navata della chiesa della città, trovarono appeso un cartello. Diceva: «Questa settimana i cittadini del nostro paese hanno crocifisso Gesù Cristo». Commento del Rettor Maggiore. Il contatto con i giovani migranti, i rifugiati e tanti altri giovani privati dei loro diritti fondamentali diventa per noi un pressante appello all'azione. Come si ricorda nel Deuteronomio al popolo di Israele: amate dunque il forestiero, poiché voi foste stranieri nel paese d'Egitto. I migranti, soprattutto in questo momento in cui non mancano atteggiamenti e politiche di emarginazione, esclusione e talvolta razzismo, sono realtà che danno fastidio e il loro grido è inascoltato. Tutto ciò pesa sulla coscienza della società che sta cercando di globalizzare l'economia, ma sicuramente non la solidarietà e l'impegno per lo sviluppo dei popoli, non la promozione della dignità di ogni uomo. La missione Intergentes è la nostra scuola migliore. A partire di essa preghiamo, riflettiamo, studiamo, viviamo. E quando ci isoliamo e ci allontaniamo dal popolo che siamo chiamati a servire, la nostra identità come famiglia salesiana comincia a sfigurarsi e a diventare una caricatura. Riferimento salesiano. Estate 1831. La famiglia Bosco decise che Giovanni doveva frequentare gli studi a Chieri. Chieri era una città dinamica, frenetica, e a un ragazzo di campagna come lui incudeva un po' di paura. Chiese, monasteri, scuole, caffetteria e addirittura un teatro. Almeno 9.000 abitanti. Mai Giovanni aveva visto così tanta gente nello stesso posto. Si trovava esattamente a metà strada da Castelnuovo alla capitale Torino e per Giovanni significava la porta per il mondo, per lo studio, per la professione di prete. Il lavoro dei campi e il tempo passato dal fabbro lo avevano però trasformato in un adolescente forte, ma il biglietto d'ingresso
per continuare a studiare a Chieri, richiedeva un tipo di forza completamente diverso. Il primo prezzo da pagare era superare l'orgoglio, chiedendo l'elemosina. Faceva il giro in tutte le fattorie a chiedere soldi e grano. Voglio diventare prete, per questo devo studiare. Mi date un aiuto? La maggior parte dei contadini gli avevano regalato del grano, farina, nocciole e vino, oppure un pezzo di bucato, un asciugamano, una vecchia camicia. Con il grano e il vino ci si poteva pagare una camera per dormire. A tutti, in cambio, Giovanni lasciava solo un sorriso. Partirà per la sua avventura in città anche con quella bellissima sensazione. Ci sono tante persone che gli vogliono bene e credono in lui. Di sicuro non li tradirà. Testimonianze dal mondo salesiano. La mia esperienza con questi immigrati inizia circa 5 anni fa, col primo sbarco a Napoli di minori non accompagnati. E in quel caso il comune, non sapendo dove sistemare questi ragazzi, chiese al Don Bosco se avevamo dei locali disponibili per accoglierli, al che il Don Bosco rispose subito di sì. E approntammo addirittura 2 comunità per una 50ina di ragazzi. E in questo caso poi si aspettava che il comune sistemasse questi ragazzi in altre strutture, ma andò a finire che una parte li sistemò e un'altra parte chiese a noi se volevamo istituire una comunità per minori non accompagnati per tenere questi ragazzi con noi. E naturalmente i superiori accettarono subito, perché il Don Bosco la sua missione è accogliere persone disagiate e in modo particolare gli ultimi e giovani. E da lì è partita tutta la storia. Io sono un salesiano cooperatore, sono circa al Don Bosco da 40 anni e arrivai qui con un'emergenza terremoto dell'80, proprio perché qua c'erano circa 400 minori a scuola e la scuola era chiusa e non si sapeva come organizzargli la giornata. E io che frequentavo l'oratorio di Rione Amicizia, ci fu un appello agli oratori se c'erano giovani che si volevano impegnare in queste cose. E venni qua e da lì non sono andato più via, perché ho sentito questo posto dal primo giorno che sono venuto casa mia, che è un po' quello che ha fatto sempre Don Bosco con tutti i suoi giovani. Io mi sentivo in famiglia quando arrivavo qua e da quel giorno non ho lasciato più questa struttura. Adesso in questa comunità il mio compito è quello di, insieme a Don Vanni, il nostro coordinatore, di fare una ricostruzione anagrafica di questi ragazzi che ci arrivano e procurargli l'assistenza sanitaria sul territorio. Faccio presente che questa comunità ad oggi ha contattato e ha ospitato circa 300 ragazzi di 33 paesi diversi, tra Africa e Asia. Vorrei concludere questa mia testimonianza raccontando un piccolo episodio per capire che cos'è vivere con questi ragazzi. Un giorno è tornato da noi un ragazzo che già era andato via da parecchi anni, perché un'altra prerogativa è che i ragazzi ci lasciano tutti i documenti, anche se vanno via, per i vari rinnovi di permesso di soggiorno. Questo ragazzo si chiamava M.D. Riaz. Quando arrivò io lo accompagnai in questura per fargli avere questo documento e lui mi raccontava, dice: Vetteri, chiunque mi contatti per venire in Europa, gli dico dovete venire a Napoli. Loro sono un po' perplessi, io dico no, dovete venire a Napoli, dovete venire al Don Bosco, dovete chiedere del Don Bosco. E io risposi: vabbè, tu lo dici perché io mo ti sto portando a fare i documenti, ti do una mano. Lui disse no, perché mi sono accorto che voi ci volete bene, principalmente. Affidamento a Maria. Accoglici sotto il tuo manto, madre, tu che sai cos'è l'indifferenza, sofferenza, l'abbandono. Fatti compagna di viaggio di coloro che soffrono, che sono perseguitati, che fuggono dal loro paese per guerra, fame e povertà. Aiutaci a prenderci cura della sofferenza di questi nostri fratelli e sorelle in cammino verso la dignità.
Thank you.